Sono Fabio Carboni di Sardo Sono e oggi siamo in un panificio che ha fatto dell'innovazione una sua missione. Ed è un panificio che lavora prodotti tradizionali, in questo caso lavora il pane Carasau, che conoscete tutti, e sono con Grazia Monne. Raccontaci un po' della tua storia, prima mi parlavi della generazione, insomma di varie generazioni intorno a questo mestiere. Da dove vieni anche? Sono di Orone, questo lavoro ci è stato tramandato da mia nonna, che facevamo il pane in casa con mia mamma. Ad un certo punto abbiamo avuto la possibilità di poter fare un panificio con le mie sorelle e quindi svolgere un lavoro del tutto artigianale all'inizio. In fase di trasferimento qui a Nuoro abbiamo fatto una cosa un po' più industriale, diciamo. Quindi noi qui produciamo il pane Carasau. Il pane Carasau in modo, diciamo, così come vi è stato insegnato da vostra nonna, dalle tradizioni di mia nonna. E lo fate nel formato da mezzo chilo? Mezzo chilo, un chilo, in diversi formati come da richiesta. Il panificio sforna anche il pane ghiacciato, fatto dal pane Carasau e la sfoglia del pane lento sempre, e viene condita con olio di oliva e un po' di sale e poi viene tostato e ne esce il pane ghiacciato. Abbiamo detto all'inizio che del vostro prodotto ne avete fatta un'innovazione. Certo. Di fatto avete preso la tradizione della Sardegna del pane Carasau e l'avete trasferita, l'avete un po' evoluta, diciamo così. Sì, che cosa è venuto fuori? Sono venuti fuori dei chips, certo, di pane Carasau. Uno snack. Ecco, principalmente viene usato viene mangiato, viene consumato come snack. Come snack. Come snack o come aperitivo? O come aperitivo. Facciamo innanzitutto il naturale, che è il prodotto che più esce in assoluto. Poi abbiamo gusto peperoncino, che è questo, okay. Poi abbiamo un rosmarino, perfetto. Poi abbiamo il formaggio, la cipolla e in più quest'anno abbiamo aggiunto altri due gusti, che sono il bacon e la pizza, che sono due gusti che stanno uscendo tantissimo. Noi ce li abbiamo sulle nostre vetrine e non possiamo far altro che ringraziare Maria Grazia e quindi augurandogli di proseguire molto bene con la sua innovazione, perché sicuramente hanno in mente poi altre cose che nel futuro verranno fuori. Grazie e arrivederci.